Ecco i tartufi freschi, i prodotti al tartufo, potete trovare e assaggiare quello che la nostra terra, il meglio della nostra terra vi offre. E qui troviamo il tartufo anche in altre versioni. Trasformato in altre versioni, in vasetto, il formaggio, il salame, abbiamo tutto, venite a trovarci. Ci parli un po' di questo tartufo? Questo è un tartufo uncinato, è il tartufo che si raccoglie in questo momento in Sicilia. Questo è un tartufo dei Nebro di Fernando Prestifilippo, un cavatore di Capizzi della zona. Venite ad assaggiarlo. Come consiglia di consumarlo? Allora, il tartufo va bene su una pasta, va bene su un uovo, è molto semplice, non è un prodotto difficile da utilizzare, è un prodotto semplicissimo. Tartufo tutto l'anno? Tartufo assolutamente tutto l'anno in Sicilia, tipologia diversa ma sempre tartufo, sempre solo tartufo siciliano. Un dono che viene regalato dalla natura. Dalla terra, è un dono che ci regala la terra, che senza i cagnolini, i nostri cagnolini, non avremmo modo di trovare, perché ricordiamoci che il tartufo viene cavato con l'ausilio del cane. Una volta trovato, qual è il prossimo passaggio per consumarlo? Allora, il tartufo è sempre meglio consumarlo fresco, quindi appena cavato. E dopo averlo pulito, quindi lavato, si può tranquillamente mettere su una pietanza calda, non va cucinato. Se non lo consumiamo tutto si può riporre in frigo e per qualche giorno possiamo degustarlo. Ed il merito soprattutto loro, sono dei lagotti romagnoli. Questo è il lagotto romagnolo, che è la razza riconosciuta in Italia per la cava del tartufo, che ricordiamo è patrimonio dell'UNESCO. E qui degli scatti che immortalano anche Sì, la questo è il gioia cavatore nel trovare. che ha trovato questi tartufi, e questi sono alcuni dei suoi cani. Ma quindi il tartufo va lavato? Assolutamente sì, il tartufo va lavato. E come si procede? Ecco, ci parli un po'. Allora, il tartufo con uno spazzolino che si utilizza solo per la cucina si mette sotto un filo d'acqua fredda, si spazzola, diventerà nero, prenderà di nuovo colore perché c'è un po' di terra come vedete, e poi si asciuga con un foglio di carta Scottex e si va a consumare. Quale invito facciamo per questo weekend qui a Capizzi? Vi saluto, vi aspettiamo tutti alla Sagra del Tartufo, vi aspettiamo. Un caro saluto e al prossimo video! Ciao!